Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione della notte del nostro audio video giornale con le ultimissime di cronaca del Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. Ferriere Nord, gruppo Pittini di Osopo, con una decisione tanto improvvisa quanto destabilizzante, stamattina tramite convocazione della RSU ha comunicato il blocco immediato degli impianti a caldo in tutti gli stabilimenti in Italia, quindi ad Osopo, Verona e Potenza. Lo rendono noto le segreterie provinciali e regionali di Film, FIOM e Wilm. L'aumento dei costi energetici, si parla di un più 297%, ha messo in crisi il settore metalmeccanico energivoro, quale un'azienda siderurgica, spiegano le sigle sindacali. La situazione internazionale con l'escalation che ha portato la Russia all'invasione dell'Ucraina ha finito per dare il colpo di grazia al settore. Ferriere Nord ha iniziato l'iter che porterà al blocco impianti tramite lo spegnimento dei forni e la conseguente gestione dei lavoratori tramite permessi aziendali. Restiamo in tema, ma cambiamo completamente argomento, nel senso che parliamo delle conf cooperative del Friuli Venezia Giulia con l'intervento dell'assessore Bini. Conf Cooperative, il mondo della cooperazione importante. In Friuli Venezia Giulia fa i conti con la pandemia, la regione è vicina. La Regione in primis ringrazia il mondo della cooperazione perché in questi difficili anni hanno aiutato il sottoscritto, ma non solo, anche altri miei colleghi, a mettere in campo delle misure focalizzate, delle misure a sostegno dell'attività produttiva. Li ringraziamo anche per la grande capacità di resilienza che hanno dimostrato, soprattutto dal punto di vista della tenuta occupazionale. Ci sono dei comparti tipo il sociale che sono cresciuti dal punto di vista occupazionale oltre il 10%, quindi un plauso va fatto. È un comparto che, come gli altri comparti economici, sta soffrendo questo periodo, perché insomma Covid, crisi energetica, adesso ahimè anche la guerra. Però ha dimostrato capacità prospettiche, stanno, come dire, trasformando anche i propri modelli organizzativi, dimensionali, quindi un settore imprescindibile per l'economia della nostra regione. Andiamo adesso in quel di Gorizia per quanto riguarda scusate, ma ogni tanto il bello della diretta è anche questo, che magari il microfono parte con qualche secondo di ritardo. Dicevamo, andiamo a Gorizia per il premio Amidei. Sono molto felice di ricevere questo importante premio, Sergio Amidei, nella classifica degli sceneggiatori italiani del dopoguerra e non solo. Rappresenta probabilmente il numero uno. E il fatto di averlo così tanto apprezzato e conosciuto rende questo premio ancora più gradito. Lo ha detto il regista Pupi Avati stasera a Gorizia per il premio Opera d'autore Sergio Amidei 2021. Complimenti chiaramente a Pupi Avati e soprattutto un premio importante che dà ancora più lustro al premio Amidei. Andiamo subito con lo sport. Pagina sportiva chiaramente dedicata all'anticipo di Serie A tra Milan e Udinese, pareggio tra mille polemiche questa sera a San Siro tra Milan e Udinese, terminata 1-1, rossoneri in vantaggio con un gol dubbio di Leao, convalidato poi dal VAR, pareggio di Udoghie tra le contestazioni dei padroni di casa perché il bianconero avrebbe segnato con la mano. A fine gara, come detto, tutti scontenti sia su un fronte sia sull'altro. Il famoso bicchiere mezzo pieno, visto che Genoa nel secondo anticipo impone lo 0-0 all'Inter. In attesa delle altre gare in programma, l'Udinese si porta al momento a più 4 dalla terzultima. Il campionato però è lungo, con 2 partite da recuperare, con la Salernitana e la Fiorentina,
per i tifosi bianconeri la speranza che la squadra esca dal pericoloso stato in cui si trova, in primis con la testa, mettendo in campo quel pizzico di cattiveria al momento non pervenuto da queste parti. Questo è chiaramente il commento del cronista. E chiudiamo qui questa pagina informativa, vi auguriamo chiaramente la buonanotte, vi ricordiamo che le ulteriori notizie le potete consultare attraverso il nostro sito friulitv.net oppure, come sempre, attraverso i nostri social collegati. Mandi e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.